Ci troviamo di nuovo a Sadali perché oggi ci sarà la rappresentazione nelle grotte della leggenda che dice che le tre fate si erano messe a friggere le zeppole in periodo che non era periodo ed erano state sorprese da un frate. E quindi questo frate era stato indicato perché non doveva vedere questo. Quindi ci sarà questa rappresentazione. E poi in finale, a sorpresa. Che bello! Sono proprio felice di essere veramente. Però quindi non sia perché c'è Alessia che stava su Cadoni. La leggenda narra che le fate vivessero dentro la grotta in maniera abbastanza occulta nei confronti della popolazione, però una di queste casualmente aveva incontrato un uomo, un umano, e si erano perdutamente innamorati tutti e due. Per cui con uno stratagemma questa fatta aveva dato la ricetta delle zeppole alle sorelle e queste erano impazzite per questa nuova prelibatezza, per cui avevano cominciato a friggere le zeppole anche in periodo di Quaresima. Stavo pensando che forse ci facciamo una cittadinanza. Fresco, questo proprio vicino. E ancora la leggenda dice che un fraticello, attirato da questo profumo dentro la grotta, incuriosito, si inoltrò all'interno e vide le tre sfate che stavano friggendo queste zeppole. Quindi, preso dalla rabbia, perché erano in periodo di Quaresima, le redarguì. Loro, prese dalla rabbia a sua volta, lo presero e lo impiccarono. Ebbene, adesso dopo aver visto la rappresentazione nelle grotte e aver mangiato le zeppoline, andiamo a vedere l'accensione del sugo Gadoni nella piazza. Stiamo seguendo il flusso canalizzatore. E qui è già tutto pronto per il sugo Gadoni. Intanto anche le cucine sono già aperte, no? È un po' prestino per cenare, qui si fa merenda. Da mangiare ce n'è, ma è tutto presto per mangiare certe cose. La cascata di San Valentino. Allora, amici di Viaggio di Tattanta, tu vuoi da Luenti o no da Luenti? Mi stiamo congelando.
Ma buongiorno, oggi 21 gennaio, ci troviamo a Villanova a Thuno, una splendida giornata e siamo venuti a visitare il nuraghe Adoni. Ebbene, dopo questa bella salitona abbiamo fatto i biglietti e adesso la nostra guida ci descriverà questo nuraghe. Questo è un nuraghe molto bello, particolare, è un quadrilobato con delle particolarità, nel senso che sono state utilizzate per la sua costruzione delle pietre che non sono come tutti gli altri nuraghi, diciamo sincrone e armoniose. Qui sono state usate pietre un pochino di forme diverse, ma loro con la loro maestria hanno saputo utilizzare le pietre portanti e le pietre invece di riempimento. La cosa particolare è che nella parte retrostante si è utilizzato una tecnica costruttiva con pietre completamente differenti, per cui si pensa che quella parte lì sia una parte molto precedente rispetto alla parte centrale. Di fronte al nuraghe comunque c'è un vasto villaggio comprendente numerose capanne e il sito è ancora da indagare. Un'ulteriore particolarità, testimonianza che la civiltà sarda comunque navigava e conosceva altri popoli nel Mediterraneo e non solo, si pensa addirittura all'Inghilterra e ai paesi scandinavi. Qui sono state trovate tracce di piselli e addirittura un acino d'uva ancora conservato in un bacile. Quello che avete appena visto invece è una macina.